importanti sono quelle che sono all'interno del paese di Rosano, i problemi che sono la velocità. Questo è un problema che abbiamo all'interno del territorio rosatese, un problema molto importante, ma sicuramente è un problema che cercheremo di attivare, cercando non di essere repressivi, ma cercando di educare per quanto riguarda la velocità. Un problema che abbiamo nelle vie principali del paese, tipo via Brega, dove abbiamo fatto questo progetto, un progetto importante che abbiamo fatto in collaborazione con il Comune di Terza Superiore. Quindi sulle strade di Rosà si corre troppo? Su tutte le strade si corre troppo, ma in particolar modo su quelle strade dove ci sono stati degli incidenti anche mortali. Ricordiamo come è articolato questo progetto? Il progetto prevede l'installazione degli box che sono rilevatori di velocità, un progetto che non è un progetto che va a reprimere, ma un progetto che va sicuramente ad educare sicuramente al rilevatore di velocità. Nelle prime indagini abbiamo circa l'80% di coloro che transitano per queste strade superano il limite massimo di velocità. Si vedono già i primi benefici? Sì, passando per le strade, soprattutto in queste vie, si vede già un rallentamento, per cui una percorrenza molto cautelativa, naturalmente migliore anche per i cittadini che vi abitano.